Mora, mora. Questo è il grido di vendetta che avreste sentito tantissimi anni fa di fronte a questa piazza dove mi trovo io. Per la precisione, il 30 marzo 1282 ed era Pasquetta. La chiesa è bellissima, è di epoca normanna, fu terminata nel 1100, ma adesso hanno costruito un bellissimo cimitero intorno. E allora cosa successe quel lontano 1282? C'era la dominazione angioina qua in Sicilia, quindi i francesi praticamente. Loro non erano molto amati dal popolo siciliano, avevano messo molti divieti, molte tasse. Uno dei divieti, tra l'altro, era quello che era vietato portare armi. Ora, cosa successe qua? In questa chiesa si era appena sposata una coppia, una giovane coppia palermitana. Loro uscirono da questa chiesa e i soldati francesi, con la solita scusa di cercare armi, praticamente iniziarono a perquisire la donna e a toccarla, praticamente. Quindi dopo che successe questo, il neo marito, naturalmente non era contento di questo fatto e prese l'arma che portava il soldato francese Drouet e uccise lo stesso soldato con la sua arma. Questo episodio fu la scintilla che fece accadere i Vespri siciliani. Infatti dopo quell'epoca, mentre vi faccio vedere la chiesa, dopo questo evento tutta la Sicilia si ribellò ai francesi praticamente, e nel giro di qualche mese vennero cacciati tutti i francesi. Ci sono delle belle pagine di storia molto interessanti che ci parlano di varie guerre, vari aneddoti. Ad esempio si dice anche che i francesi, alcuni di loro, si nascosero nelle case dei siciliani per capire se uno era francese oppure no. I militari siciliani praticamente facevano dire la parola cecio in dialetto, che si dice ciciri. Siccome i francesi non possono pronunciare bene questa parola, dicevano sisiri ad esempio. Quindi questo era uno dei modi per vedere se erano francesi oppure no. Adesso mi trovo nelle Absidi, vedete, questo è il tipico stile normanno, lo vedrete anche nella cattedrale di Palermo, di Monreale, di Cefalù, soprattutto nelle Absidi. Abbiamo questi archi intrecciati e questi intarsi di pietra lavica alternata a pietra calcarea, bellissimi, stupendi. Tornando ai Vespri, comunque, alla fine, alla guerra dei Vespri, si chiama guerra dei Vespri perché questo evento che vi ho raccontato successe al tramonto, quindi all'ora dei Vespri praticamente. Dopo questo episodio fu importante perché poi la Sicilia passò agli aragonesi. In realtà ci fu una guerra che durò 90 anni, la guerra del Vespro, tra aragonesi e francesi. Comunque alla fine ebbero la meglio gli aragonesi e la Sicilia divenne aragonese e poi spagnola praticamente, quindi cambiarono anche le sorti della Sicilia. Dopo questo evento nacque anche la bandiera siciliana come la conosciamo oggi, con i colori gialli e rossi. Rosso è il colore di Palermo e giallo quello di Corleone, perché furono le prime due città che si ribellarono ai francesi. Poi una cosa interessante, che nella prima bandiera misero la scritta Antudo. La scritta Antudo sta per le iniziali di Animus Tuus Dominus, che vuol dire il coraggio è il tuo signore, per dare appunto coraggio ai siciliani di ribellarsi agli invasori. Quindi proprio in quel tempo nacque praticamente la bandiera siciliana come la conosciamo oggi, metà gialla, metà rossa, e anche loro furono i primi a mettere la triscele, cioè il segno della trinacria con la medusa e le tre gambe. Poi la scritta Antudo col tempo purtroppo è sparita. Ok, volevo raccontarvi in breve questa storia dei Vespri, una pagina importantissima della nostra amata isola siciliana. Io non so se erano meglio i francesi o se sono stati meglio gli spagnoli, non so nemmeno se era meglio quando c'erano i Borbone o dopo che è arrivato Garibaldi. So solamente che chiunque ha dominato la Sicilia in genere
e i dominatori si sono fatti diciamo gli interessi loro, a prescindere da chi fossero. E soprattutto la cosa più triste è che chi attualmente sta al Palazzo dei Normanni qua a Palermo, la sede della regione siciliana, dove c'è il nostro Parlamento siciliano che ha poteri speciali, ecco, questa gente che oggi stanno là non sanno nulla della nostra storia e non difendono affatto, non lottano affatto per valorizzare la nostra isola. Mi piacerebbe di avere, diciamo, parlamentari che amassero di più la nostra isola. Detto ciò, vi saluto e enjoy Sicily.